La nostra cliente contesta tutto quello che le viene addebitato e ci difenderemo nelle sedi opportune, ci sono gli elementi per farlo. Così l'avvocata Francesca Ottoni, che insieme alla collega Marta Labozzetta difende la 52enne trevigiana, insegnante in un istituto superiore di Treviso, arrestata insieme al compagno, un giornalista e manager di 48 anni, con le accuse di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. La docente, rinchiusa in carcere alla Giudecca, sarà ascoltata nelle prossime ore dal GIP di Roma per l'interrogatorio di garanzia, così come il suo compagno in cella a Rebibbia. L'inchiesta della Procura Capitolina potrebbe però essere trasmessa per competenza territoriale a quella di Venezia. Da quanto emerso nel corso delle indagini, infatti, la docente avrebbe inviato via computer al compagno le foto della figlia minorenne dalla sua casa del centro di Treviso. Per questo motivo il fascicolo potrebbe essere riassegnato ai magistrati distrettuali competenti e non solo immagini rubate alla figlia, oggi sedicenne, ma anche quelle dei nipotini di 5 e 8 anni, figli del fratello, filmati, secondo l'accusa, mentre facevano la doccia o mentre, su sua richiesta, si toccavano le parti intime o si facevano toccare dalla zia che li aveva in custodia. E poi altro materiale ancora, perché nel PC esaminato dagli inquirenti dopo la denuncia partita dalle rivelazioni della figlia della 52enne c'erano foto e video anche di altri minori, che l'insegnante condivideva con il compagno, probabilmente collegato a una rete più ampia di scambio di materiale pedopornografico, visto che faceva parte di alcuni canali di messaggistica Telegram dediti proprio a questo, a cui erano collegati anche soggetti residenti all'estero. Lui che a lei scriveva: sto facendo pensieri perversi pensando a te che fai la babysitter ai tuoi nipotini, e la donna che rispondeva: mi fa impazzire condividerli con te. Un gioco aberrante tra i due. Tu mi hai dato incarichi e io ho rispettato le consegne, scriveva ancora la docente riferendosi agli abusi. Brava zia, prenditi cura dei nipotini, replicava il 48enne con sadica ironia. Un quadro che fa presupporre che la misura cautelare potrebbe non essere modificata dopo l'udienza di convalida, tanto che nell'ordinanza il GIP accenna al rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. È fondamentale capire le modalità, capire la tipologia dei reati, intervenire immediatamente ovviamente per arginare queste due persone, e questo ci fa capire quanto dobbiamo lavorare sul tema della prevenzione. È bene che questa giovane ragazza se ne sia accorta e immediatamente ha fatto la cosa fondamentale da fare in questi casi, che è denunciare immediatamente il reato. Una vicenda che apre molti fronti di approfondimento, dice Semenzato, perché il lavoro da fare per contrastare abusi e diffusione di materiale pedopornografico è ancora molto. Minori esposti allo sconfinato palcoscenico delle piattaforme social, dark web, l'online produce in continuazione buchi neri in cui si annidano i reati. Qui non è solo una questione di pedopornografia, è tutta la conseguenza, perché poi quelle foto immesse nel sistema aumentano il desiderio di altri soggetti di vederli, quindi è una catena terribile che va assolutamente arginata, e la tempestività e la denuncia sono fondamentali.